Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Ospite questa sera nei nostri studi ancora il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, buonasera, grazie di essere qui con noi. Allora, sono molte le tematiche di cui tratteremo anche questa settimana, ovviamente tematiche relative alla città di Padova. Prima però, se lei dice, Sindaco, visto che oggi è stato il giorno dei funerali del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, insomma, credo anche da parte sua, insomma, le faccia piacere un ricordo nei confronti di una persona che ha scritto una pagina importante della nostra storia politica e istituzionale. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, però ho apprezzato il suo moderatismo, la sua tranquillità, il suo modo di fare. È stato un grande presidente e penso che tutti siano d'accordo con questo, sopra le parti non c'è stata mai nessuna discussione, per cui penso che abbiamo perso un pezzo dell'Italia che veramente è importante. So che lei ha firmato, anche è andato in prefettura a firmare le condoglianze, insomma. È doveroso da parte mia andare a fare una firma sul libro d'onore della prefettura, per cui sono andato decisamente molto volentieri. Tra l'altro, Sindaco, nelle scorse ore facevo questa riflessione. Nel nostro Paese, lo sappiamo, il Presidente della Repubblica ha un ruolo, diciamo, soprattutto di garanzia. Però poi, se ci guardiamo indietro, insomma, ci rendiamo conto che in verità i Presidenti della Repubblica, a parte che Napolitano rimarrà nella storia perché è stato il primo ad essere rieletto per una seconda volta, poi si dimise 2 anni dopo, però ci rendiamo conto che, insomma, per quanto il nostro Paese sia governocentrico, e questo perché ovviamente la nostra impostazione, insomma, è questa, però il Presidente della Repubblica spesso gioca un ruolo fondamentale nella vita del Paese. Fondamentale, la tranquillità del Paese porta serenità e equilibrio. Io ho visto quella volta è venuto a Mattarella a Padova quanto è amato, non parlo ovviamente del Presidente emerito, ma proprio di Mattarella, è amato dalla gente, è amato perché sopra le parti dà tranquillità, serenità, è veramente un personaggio unico, come lo è stato il suo predecessore, devo dire molto bravo. Sindaco, entriamo adesso allora, dopo questo ricordo doveroso, nelle tematiche di Padova. Come anticipavo prima, abbiamo anche questa sera molti argomenti di cui parlare. Cominciamo con uno che tiene sempre banco in città ormai da anni, di cui ciclicamente si torna a parlare e che so che, insomma, impegna molto anche voi. Stiamo parlando dell'ex caserma Prandina, di un futuro ancora tutto da scrivere. Allora, prima andiamo a vedere il servizio che vi proponiamo, perché abbiamo un po' riepilogato quelli che sono stati gli ultimi anni di storia della caserma Prandina e poi lo commentiamo. Andiamo col servizio. Quale sarà il futuro dell'ex caserma Prandina di Padova? Al momento ancora non si sa. Stiamo parlando di un'area di 36.000 metri quadrati proprio nel centro della città, tra via Orsini e Corso Milano. L'ex caserma più volte negli anni è salita agli onori delle cronache. Dismessa dagli anni '80, nel 2015, su decisione della prefettura, ha ospitato dapprima decine di richiedenti asilo, diventati poi centinaia nell'arco di poche settimane. E se all'inizio c'erano le tende, sono comparsi poi dei moduli abitativi prefabbricati. Il tutto nel mezzo di un vero e proprio scontro fra l'allora prefetto Patrizia Impresa e l'amministrazione leghista, guidata dal sindaco Massimo Bitonci, che nel corso dei mesi ha fatto partire tutta una serie di esposti per chiederne la chiusura, arrivata poi nell'estate del 2016, quando i richiedenti asilo sono stati spostati a Bagnoli. Nel gennaio 2018 poi la svolta con l'accordo fra l'amministrazione Giordani e l'Agenzia del Demanio per la permuta tra l'area di via Orsini, passata al comune, e quella di via Anelli, dove lo Stato, divenuto proprietario, realizzerà la nuova questura. Da quel momento in città proseguono i dialoghi e i confronti per capire cosa realizzare nell'area dell'ex caserma Prandina. I commercianti, spalleggiati dalle forze politiche di centrodestra, chiedono da tempo che venga realizzato un maxi parcheggio, addirittura da 1.000 posti auto. Comitati e associazioni invece si battono a favore di un parco. Nel 2019 Palazzo Moroni ha avviato un percorso partecipato che si è chiuso con la preferenza per ampio spazio
spazio verde in cui far convivere attività artistiche e associative con il commercio di vicinato, il tutto senza realizzare altri edifici, ma solo riqualificando quelli esistenti. Anche se il sindaco Giordani aveva pure ventilato l'ipotesi di far coesistere diverse anime, un parco con un parcheggio interrato e pure un auditorium da 1000 posti, ipotesi su cui però la stessa maggioranza non si è trovata concorde. La sensazione è che l'interrogativo principale sia se riservare o no dei posti alle auto. A marzo 2019, quando era stato aperto il parcheggio gratuito da 250 posti, l'affluenza era importante. Ma quando nel 2021 è diventato a pagamento, il numero di vetture è sensibilmente calato. Oggi i posti a pagamento sono 180, la tariffa è di 1,40 € all'ora dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, ma spesso e volentieri la grande maggioranza degli stalli è vuota. La quadra allora si potrebbe trovare dirottando alla Prandina i 120 posti di Piazza Insurrezione, aggiungendone magari qualcuno in più. Non è un mistero, infatti, che nelle intenzioni della Giunta ci sia quella di liberare dalle auto proprio Piazza Insurrezione. E spostare lì quei posti permetterebbe di avere un centro città più a misura di pedoni, ma allo stesso tempo qualche stallo in più per chi all'imbocco di Corso Milano in futuro potrà prendere il tram e arrivare fino a 2 passi dalle piazze. Può essere un'idea, sindaco, spostare alla Prandina i posti di Piazza Insurrezione? Insomma, come la vedete voi? Sono due cose nettamente diverse. Non sono compatibili, sempre ipotesi di parcheggio, ma non sono compatibili. Ripriogrammo, come avete fatto voi. Noi siamo riusciti a fare un piccolo miracolo sotto l'aspetto progettuale per mutare l'area della Prandina con Vianelli. Vianelli era il simbolo del degrado di Padova per tanti anni. Non solo, devo dire che è stato grazie al prefetto, al questore, abbiamo raggiunto col capo della polizia, abbiamo raggiunto questo accordo. Tra pochi giorni andrà in gara, tra poche settimane, a brevissimo va in gara a questura, il progetto che abbiamo collaborato ovviamente con la questura per realizzare le linee guida, il progetto andrà in gara, poi sarà fatto in 6 anni dovrebbe essere, per realizzare tutto. La Prandina è un'area molto importante, l'area importante perché è ancora città, ci passerà il tram davanti, qui la viabilità sarà modificata. Allora, esistono varie forme di richieste, dalle 1000 posti che non ci stanno neanche, non sono neanche fattibili. Era più una boutade forse da parte dei commercianti. Sì, piuttosto che magari qualche ambientalista che vuole 20 posti. Sicuramente quello che sarà fatto là sarà il parco delle mura del San Benedetto e ci sarà anche un parcheggio. In questi mesi è venuto, dopo il cambio del sovrintendente, l'architetto Magani e l'architetto Tinelli, abbiamo avuto vari incontri che stanno più o meno arrivando al dunque, per cui sarà fatto qualcosa di importante, per cui sarà fatto il famoso Parco delle Mura. Abbiamo ricevuto anche finanziamenti per quanto riguarda la Regione Veneto, con il Power Fair, abbiamo finanziamenti per le piste ciclabili, per cui vedremo a terra il tutto. Sicuramente i 3 edifici vincolati vanno messi a posto in maniera graduale, perché le risorse sono sempre limitate, però siamo impegnati che almeno uno verrà messo a posto. Via Orsini sarà a tempo debito chiusa, diventerà parco e cambierà un po' la fisionomia. Stiamo cercando di capire, sono 2 modi di pensare per quanto riguarda l'eventuale parcheggio. 3, uno interrato, uno semi-interrato e a raso. È difficile la soluzione. La interrompo un attimo, le chiedo, semi-interrato significa qualche posto magari interrato? No, semi-interrato significa che sarà alto, faccio un esempio, Piazza dei Gasperi, 1,20 m, 1,30 m d'altezza, per cui non si vede, tutto il resto verde, per cui non si vede. Interrato, non si vede nulla, però ha un difetto nel tempo, se non serve più tra 15 anni difficilmente si può riutilizzare in altra forma. Se facciamo in superficie stona con l'ambiente è molto complicato e con lo sovrintendente Tinelli stiamo ragionando in questo senso, l'architetto Venditelli stiamo raggiungendo la soluzione,
perché bisogna ricordarsi che quell'area è sotto tutela della sovrintendenza, per cui al di là degli aspetti politici, desideri, ognuno ha il suo desiderio, bisogna trovare la quadra con loro, perché sono loro che decidono. Per cui siamo a un buon punto. L'ultima riunione è stata fatta pochi giorni fa, a grandi linee abbiamo sistemato il tutto come principi, stiamo fissando linee guida per definire dove andremo a fare esattamente cosa, per fare un master plan definitivo. E questo entro brevissimo tempo, entro ottobre bisogna che lo facciamo. Ma avete anche già un'idea di quanti posti auto indicativamente ci potrebbero stare? Perché 200, 250, no, questo è okay, un po' indicativamente quanti ce ne sono 200, adesso a grandi linee? 200, 250, 300. Dipende se sarà interrato o no, se sarà seminterrato. Ma c'è al momento una strada preferibile tra l'interrato e il seminterrato a raso? In termini di costi è chiaramente il nostro favore, è a raso. Anche perché nel tempo, tra 20 anni, come dicono, non saranno più le macchine, per cui è facilmente recuperare. Però di base, non voglio più parlare di parcheggio, io parlo del parco del Muro San Benedetto. È un parco, se pensate, tutte le vie Rossini vengono chiuse. Tutto il resto, il boschetto in fondo rimane. Aumenteremo il verde. Un edificio verrà sistemato velocemente. E poi cosa ne farete di tutto il resto viene demolito. Stiamo con il sovrintendente, stiamo cercando di capire, perché di base all'interno deve essere un'area viva, per cui non ci può essere il parco e basta, perché il parco deve essere utilizzato, se no diventa degrado. Queste sono le mura che vanno protette, questa è via Orsini che va chiusa, sarà fatta pista ciclabile. Per cui in fase progettuale stiamo arrivando al dunque, arriveremo in breve tempo, entro ottobre bisogna farlo, per cui manca poco insomma, e viene fuori un parcheggio per quanto riguarda la parte ovest di Padova. Definiamo bene con la sovrintendenza, perché è soggetto a sovrintendenza al permesso, però c'è un buon clima, un buon lavoro, sto lavorando con gli assessori, con gli architetti, con i tecnici. Entro ottobre penso sarà terminato tutto. Il parcheggio sarà comunque a pagamento, immagino? Ovviamente sì. Gestito sempre da APS, perché ha la gestione dei parcheggi in città. Abbiamo visto, e l'abbiamo anche riepilogato sindaco nel servizio, quando il parcheggio era gratuito ovviamente c'erano tantissime auto e questo faceva felice anche un po' i commercianti. Era ovvio che pensare a un parcheggio gratuito a tempo indeterminato non era fattibile, perché prima o poi sarebbe dovuto passare a pagamento. Non si può fare il parcheggio gratuito, ovviamente, perché APS, se fa dell'opera, deve essere remunerata in termini di investimento. Attenzione, al suo tempo quel parcheggio lì veniva molto utilizzato, ovviamente perché era gratuito, ma non solo. Molti non stavano lì perché andavano al lavoro, nei negozi, in centri, non è un parcheggio a rotazione, a bassissima rotazione. Adesso da capire cosa faremo, però stiamo lavorando da tanto tempo, perché col cambio di sovrintendenza, non dico che cambiano le logiche, però bisogna adattarsi alle richieste, però stiamo lavorando bene. Io penso che, ripeto, a ottobre sarà terminato il tutto come linee guida, non lavori. Per fare i lavori penso che vorrà 2 anni per fare tutto quanto. Insomma, l'importante magari è intanto capire cosa ci farete e come. Alla volta lo facciamo. Però non è utopistico pensare comunque all'ipotesi di un parcheggio, poi ci passerà il tram entro il 2026, quindi insomma si potrà parcheggiare lì, si potrà raggiungere le piazze, per dire, o a piedi o con il tram. Pensate, quando passa il tram davanti cambia la logica, perché ovviamente se uno parcheggia là prende il tram dove vuole, per cui perché c'era proprio la fermata là vicino, davanti, per cui cambia la logica. Ci prendiamo, sindaco, una brevissima pausa. Al rientro parliamo di un tema che in qualche modo è un po' legato ai discorsi che stiamo facendo adesso, perché parleremo di turismo. Insomma, i trasporti, i parcheggi servono un po' anche ai turisti, però ovviamente insomma, faremo il punto su come la città sta crescendo, e ve lo anticipiamo, sta crescendo molto dal punto di vista turistico. A tra poco.